Buonasera, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Abbiamo fatto nomi e cognomi, la mamma di Larimar insiste con la tesi dell'omicidio. In questa cosa c'entrano anche gli adulti. Intanto la procura sequestra 8 telefonini per cercare di ricostruire i fatti. 77enne trovato morto in casa a Caltanissetta, non si esclude la pista dell'omicidio. Il PM dispone l'autopsia, nell'abitazione c'erano i familiari, ad avvertire la polizia e i vicini che hanno sentito le urla. False relazioni per coprire gli abusi che avvenivano in carcere a Trapani, il garante dei detenuti al TG Sicilia, il governo fomenta l'odio. Rifiuti, la giunta Schifani vara il piano regionale. Palermo e Catania avranno 2 termovalorizzatori, si eviterà così l'invio della spazzatura all'estero. A Priolo una task force per monitorare le emissioni del depuratore. Il ministro Urso, il GIP sarà decisivo per arrestare il processo di chiusura e salvaguardare il distretto chimico. Soddisfatto Schifani. Oggi si celebra la Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri. Iniziativa in tutta l'isola. A Catania l'Arma ha donato un calcio balilla ai ragazzi del quartiere di San Cristoforo. Calcio Serie C, domani rifinitura e trasferimento in Campania per il Catania che prepara la sfida all'Avellino. La partita sarà trasmessa in chiaro su Telecolor sabato a partire dalle 14. Bentrovati, lo avete sentito in primo piano ancora la morte di Larimar. Non si rassegna la mamma della quindicenne trovata impiccata a piazza Armerina. Insiste con la tesi dell'omicidio. La procura intanto sequestra 8 telefonini per cercare di ricostruire i fatti. Orazio Longo. Agli inquirenti abbiamo fatto nomi e cognomi. La madre di Larimar, la quindicenne trovata impiccata il 5 novembre scorso nel giardino di casa a Piazza Armerina, nell'Ennese, continua la sua battaglia nel voler dimostrare che la giovane non si è suicidata. Abbiamo trovato la sua stanza completamente a soqquadro, con tutto l'intimo a terra, dice. Non so se l'hanno uccisa in casa. Nella rete del nostro giardino ci sono dei buchi e si può entrare come si vuole. In questa cosa c'entrano anche gli adulti, c'è una rete di complici. La donna poi cita il fatto che la figlia sarebbe stata minacciata di morte quel giorno a scuola. Voci raccolte da fonti indirette da verificare, precisa la legale della famiglia, Milena Ruffini. E anche se gli inquirenti, dopo l'autopsia, avrebbero commentato, secondo fonti giornalistiche, come anomale le modalità del suicidio, ad oggi l'ipotesi di reato rimane quella della istigazione al suicidio. Mi conforta sapere che anche chi indaga ci veda qualcosa di anomalo, ha aggiunto la mamma di Larimar, che ripete di averla trovata con le ginocchia che toccavano a terra, legata fino ai piedi, ma con le braccia libere e le scarpe pulite, nonostante ci fosse terra tutto attorno. La magistratura ha sequestrato i telefonini di 8 compagni di scuola e amici di Larimar, che non risultano indagati, per cercare di capire se nelle loro chat ci possa essere qualcosa di utile a ricostruire i fatti, se è vero che la mattina della morte Larimar ebbe un violento litigio a scuola dove sarebbe venuta a conoscenza del fatto che alcune sue immagini intime stavano circolando su internet. E adesso ci spostiamo a Caltanissetta, dove un uomo di 77 anni è stato trovato morto in casa. Non si esclude la pista dell'omicidio. Ad avvertire la polizia sono stati i vicini che hanno sentito le urla. Rita Cinardi. Prima le urla, poi all'improvviso un silenzio di tomba fino all'arrivo della polizia. Erano le 5 di mattina quando via Lunetta, strada poco distante dal centro storico di Caltanissetta, è stata percorsa da grida strazianti che hanno risvegliato l'intero quartiere. All'arrivo della polizia un uomo di 77 anni, Ignazio Polizzi, è stato trovato ormai morto, riverso in un lago di sangue con una profonda ferita alla testa. Il corpo dell'uomo presentava dei segni che fin da subito non hanno convinto la polizia. In casa con lui il fratello, la sorella e l'anziana madre, tutti sarebbero già stati sentiti dai poliziotti, ma le loro versioni sarebbero state contrastanti. Ecco perché al momento non si tralascia nessuna ipotesi, compresa quella dell'omicidio, che potrebbe essere maturata all'interno di un clima familiare sempre più teso. Così mormorano anche i vicini di casa, secondo i quali le grida sarebbero state ormai sempre più frequenti. Il PM di turno ha già disposto il sequestro della salma, sulla quale sarà eseguita l'autopsia. L'esame servirà a fare maggiore chiarezza su quanto avvenuto all'interno dell'appartamento al civico 68 di via Lunetta. Intanto nel cortile non si muove foglia, in un silenzio di tombe i vicini entrano ed escono dalle loro abitazioni con i volti ancora scossi da quelle urla che poco prima che facesse giorno hanno terrorizzato l'intero quartiere.
Per anni era stata la schiava sessuale del suo compagno tunisino, abusata, prigioniera in casa, col divieto di uscire e avere anche contatti con il mondo esterno a Palermo. Adesso è finito l'incubo per questa donna di 29 anni. Manlio Viola. Segregata, violentata e maltrattata non da uno sconosciuto ma dal compagno. È stata questa la terribile esperienza di una donna la cui identità non viene resa nota, ora salvata letteralmente dai carabinieri. Al culmine di lunghe indagini gli uomini dell'Arma, su ordine del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, hanno arrestato un tunisino di 30 anni che con la promessa di una vita migliore aveva ridotto la compagna ad essere la sua schiava sessuale. Le indagini sono iniziate a dicembre del 2023 quando i militari hanno notato una lite furiosa tra una donna di 29 anni e un tunisino di 30 in via Macheda, nel pieno centro di Palermo. I militari hanno soccorso la donna, che ha colto l'occasione per denunciare violenze e soprusi. Per anni sarebbe stata costretta a restare ai margini del mondo, senza alcuna libertà di uscire di casa né tantomeno di avere contatti con altre persone, privata persino del cellulare. Una prigionia che sarebbe stata segnata anche da violenze fisiche e psicologiche, da ripetuti abusi e minacce di morte, oltre che di rimpatrio. Ogni tentativo di fuga della vittima durante i 2 mesi di permanenza in Italia sarebbe stato vano, in quanto puntualmente ritrovata e riportata a casa dall'indagato sino a quel giorno di dicembre dello scorso anno. L'uomo avrebbe anche tentato di avere contatti con la ex compagna nonostante la donna fosse ormai stata collocata in una struttura protetta e al rifiuto di tornare insieme l'avrebbe aggredita. L'uomo si trova adesso in carcere, al carcere dello Russo di Pagliarelli. Il GIP ha disposto il decreto di giudizio immediato. Una 46enne nigeriana è stata arrestata dai carabinieri di Casteldazzano a Verona perché destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Catania per tratta di persone diretta allo sfruttamento della prostituzione. Tra il 2016 e il 2017 aveva favorito assieme ad altri connazionali l'ingresso in Sicilia di donne provenienti dall'Africa da avviare appunto alla prostituzione. Le violenze in carcere coperte tramite false relazioni. Il giorno dopo il blitz che ha rivelato il sistema di pestaggio e torture all'interno del carcere di Trapani, il garante dei detenuti dice il governo fomenta l'odio. Laura Spanò. All'indomani del blitz che ha portato a domiciliare 11 agenti della Polizia Penitenziaria in servizio al carcere Pietro Cerulli di Trapani, mentre per 14 il GIP ha disposto la sospensione dal servizio, emergono nuovi particolari. Non solo violenze fisiche e verbali o derisioni, ma anche false relazioni di servizio usate per calunniare detenuti e coprire gli abusi, così come ha evidenziato Ezio Giacalone, comandante del nucleo investigativo regionale. Abbiamo tracce di false rappresentazioni e relazioni di servizio di ciò che era accaduto, avendo noi ovviamente con delle attività tecniche sia di telecamere, sia di intercettazioni, sia successivamente anche di audio, invece avendo un'evidenza, diciamo così, pratica del fatto che per l'appunto le circostanze non corrispondevano. Ad agosto del 2023 proprio il reparto blu dedicato all'isolamento dei reclusi italiani, stranieri o psichiatrici, dove sono state consumate le violenze video riprese dalle telecamere fatte piazzare dalla procura, era stato chiuso dal DAP grazie alle denunce dei detenuti e il report delle associazioni, tra le quali Nessuno Tocchi Caino, che avevano effettuato tutta una serie di ispezioni all'interno del reparto utilizzato appunto per l'isolamento. Non ha fatto bene, non fanno bene le dichiarazioni dei rappresentanti di questo governo di questi giorni. Credo che fomentino odio, fomentino rabbia, ma anche nei detenuti. Noi sosteniamo il corpo della Polizia Penitenziaria perché ha dimostrato, anche partecipando a queste indagini, che il corpo è sano. Così Pino Apprendi, garante dei detenuti di Palermo, commenta la notizia su quanto accadeva all'interno del carcere Pietro Cerulli. Restano gravi le condizioni della giovane donna di Bolzano che ieri si è schiantata con il parapendio a Milazzo. Il padre non ce l'ha fatta, la ragazza è stata operata per diverse fratture, ma ci dice tutto Francesco Triolo. È ancora ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata Martina Florian, la giovane di 30 anni bolzanina che ieri si è schiantata con il parapendio a Milazzo nell'area dell'ex discoteca Le Cupole. La ragazza è stata sottoposta ieri sera ad un intervento ortopedico per ridurre le diverse fratture provocate dalla caduta e le sue condizioni anche oggi restano stazionarie nella loro gravità. I medici attendono adesso l'arrivo da Verona della madre per ulteriori aggiornamenti clinici.
con il padre Marcus, pilota professionista di parapendio, si trovava in vacanza con un gruppo di amici provenienti da tutta Italia proprio nel centro tirrenico del Messinese quando avevano deciso di fare un volo soft, una durata di circa 15 minuti, che avviene da un decollo basso, ma a causa del forte vento sono precipitati. Il padre, inizialmente portato in ambulanza all'ospedale di Milazzo, è morto a causa di un arresto cardiaco mentre veniva sottoposto ad un TAC. La ragazza, invece, considerate le fratture, è stata trasportata in elisoccorso al Policlinico di Messina. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Milazzo. Secondo una prima ricostruzione, i due si sono lanciati con il parapendio dal tratto di spiaggia nei pressi dell'ex palazzetto dello sport a poche centinaia di metri dalle cupole, ma il forte vento li ha spinti facendoli cadere rovinosamente sulla spiaggia. La vela del parapendio è rimasta impigliata nei resti della struttura. A lanciare l'allarme sono stati proprio degli operai impegnati nella ristrutturazione di un palazzo nei pressi dell'ex discoteca. I carabinieri hanno già sentito alcuni testimoni, amici dei feriti, ma ancora non sono chiare le dinamiche. Al vaglio ci sarebbe anche un video girato dagli stessi amici. E adesso cambiamo argomento, la Giunta vara il piano rifiuti. Tra gli impianti previsti 2 termovalorizzatori a Palermo e a Catania, si eviterà così l'invio di rifiuti all'estero. Sentiamo. Via libera al piano regionale dei rifiuti e con esso anche ai termovalorizzatori. La Giunta regionale di governo nella seduta di questa mattina ha apprezzato il piano di gestione e contestualmente il Presidente della Regione, nella qualità di commissario straordinario per l'emergenza, ha firmato l'ordinanza che adotta il piano. La responsabilità del procedimento resterà in capo all'ufficio speciale. Un piano articolato che mette finalmente ordine e che gira intorno ai termovalorizzatori, ma stabilisce chi deve fare cosa e come si opererà, oltre agli impianti fondamentali. 2 termovalorizzatori, uno a Palermo e uno a Catania, 31 impianti di compostaggio, 14 nuovi di cui 6 pubblici, 24 biodigestori, 20 nuovi e 11 pubblici, 16 piattaforme, tutte pubbliche di selezione del recupero per la raffinazione, 11 sono nuove, che sostituiranno e miglioreranno i vecchi impianti di TMB. Tra gli obiettivi del piano ci sono il recupero del 65% dei rifiuti urbani, l'eliminazione dei trasferimenti dei rifiuti fuori regione, la riduzione del 40% dei costi di trattamento rispetto a quelli attuali, con un risparmio di circa 150 milioni di euro ogni anno, e la riduzione del conferimento in discarica, depositando non oltre il 10% di tutti i rifiuti prodotti, rispettando così gli obblighi previsti dalla normativa europea. Il nuovo piano arriva al culmine di un complesso procedimento che ha visto coinvolte l'Assemblea regionale, le autonomie locali, gli operatori d'ambito e ha ottenuto le valutazioni ambientali strategiche dopo lo svolgimento di tutti gli adempimenti istruttori. In ultimo, qualche settimana fa, il parere positivo anche del CGA. E adesso parliamo del depuratore di Priolo. È stata costituita una task force per monitorare le emissioni e puntare ad ottenere un nuovo pronunciamento del giudice. Dalle recenti rilevazioni vi sarebbe un trend positivo sui valori dei reflui, ha detto il ministro Urso. Orazio Longo. Una task force, un'unità operativa di esperti per analizzare gli aggiornamenti sulle emissioni del depuratore IAS di Priolo Gargallo e puntare a ottenere un nuovo pronunciamento del giudice al fine di consentire la prosecuzione delle attività. Lo ha annunciato il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Il governo e la regione siciliana hanno messo in campo ogni sforzo per salvaguardare il distretto chimico di Priolo, ma allo stato attuale solo il GIP di Siracusa, alla luce di nuove evidenze sulle emissioni che oggi risultano in netto miglioramento, può arrestare il processo di chiusura del depuratore. Chiusura che comprometterebbe le attività di importanti aziende chimiche non solo in ambito locale ma anche in prospettiva nazionale, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro e azzerando un'intera filiera industriale sul territorio siciliano. Così le parole del ministro, intervenuto a un tavolo sul futuro dell'area industriale a cui ha partecipato il presidente della regione siciliana Schifani. Nel corso dell'incontro i grandi utenti dell'area industriale hanno confermato la capacità di distaccare le proprie attività dal depuratore entro il 2026, avviando così le operazioni sui reflui in autonomia e in piena coerenza con il cronoprogramma e il completamento degli interventi necessari per l'adeguamento degli impianti di trattamento delle acque. ARPA Sicilia sarà incaricata di effettuare un monitoraggio costante e puntuale dei valori emissivi, assicurando trasparenza e rigore scientifico. La Regione segue con la massima attenzione questa vicenda, ha concluso il presidente Schifani. E oggi si celebra la Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri. Tante le iniziative in tutta l'isola. A Catania l'Arma ha donato un calcio balilla ai ragazzi del quartiere San Cristoforo. C'era per noi Simona Mazzone.
Tutte le forze dell'ordine, le autorità cittadine, questore e prefetto di Catania, la diocesi e soprattutto la gente e i bambini di San Cristoforo, tutti insieme attorno all'arcivescovo Monsignor Renna, che ha celebrato la Virgo Fidelis in onore della patrona dei Carabinieri nella chiesa di Santa Maria della Salette, nel cuore della città di Catania, in un quartiere difficile dove sono alti i livelli di dispersione scolastica, ma anche dove i ragazzi hanno una grande energia. Questo oratorio, questa chiesa dove viene profuso l'impegno migliore dei salesiani, è un luogo dove si forma la legalità. Si forma la legalità, una generazione che ha bisogno di sostegno, ma che ha le capacità per raccogliere le indicazioni migliori per poter vivere nel rispetto delle leggi. Momenti di preghiera, ma anche di crescita e di condivisione. Dei bambini che imparano a guardare ai carabinieri non come a dei nemici, ma come delle persone che hanno a cuore il bene comune davvero di tutti. E io credo che nella misura in cui fra le istituzioni e i cittadini si abbattono le distanze, cresce la fiducia, ci si conosce meglio, si conosce i problemi degli uni e anche l'aiuto che possono dare gli altri. L'Arma dei Carabinieri ha donato ai ragazzi dell'oratorio un calcetto balilla, inaugurando insieme la prima partita. Una partita tutti insieme a calcetto, ha vinto la legalità. Come sempre deve vincere la legalità. È bella questa iniziativa, una bella giornata. In contemporanea alla Virgo Fidelis l'Arma dei Carabinieri celebra la 28ª giornata dell'orfano, durante la quale viene offerto sostegno economico e morale ai figli dei caduti. È stato varato il nuovo codice della strada, ritiro della patente per chi guida con il telefonino sotto l'effetto di alcol o di droga, ma stretta anche sui monopattini e multe salate per eccesso di velocità, più tutele per i ciclisti. Ma ci dice tutto nel suo servizio Tonino De Mana. Ritiro della patente per chi guida con il cellulare in mano, ubriaco, drogato, stretta sui monopattini e per chi abbandona animali in strada. Cambia ancora il nuovo codice della strada con norme sempre più stringenti per cercare di mettere un freno alle stragi. Dopo il via libera del Senato, dove il testo della legge delega era rimasto bloccato per mesi, la riforma sta per entrare in vigore, anche se non mancano polemiche tra maggioranza e opposizione e tra le stesse associazioni di categoria, con il Codacons che parla di rischio stangata per gli utenti della strada. Umore nero per i venditori di monopattini, l'obbligo di targa, casco e assicurazione rischia di compromettere le vendite già in calo a tutto vantaggio delle biciclette. A proposito di ciclisti, diventerà obbligatorio per gli automobilisti mantenere, in caso di sorpasso, una distanza di sicurezza laterale di 1,5 metri. Catanesi che approvano il nuovo codice della strada, ma con riserva, visto che tutti puntano il dito sulla mancanza dei controlli. Gente qua in città sono col telefonino che parlano e ammettendo il rischio, siano i pedoni sia anche alle persone eccetera. Che il problema è l'applicazione della legge, visto che ci sono bisognerebbe applicarle, quello è. Dovrebbero esserci controlli forse più stringenti, un maggiore controllo appunto per le strade. Per sé e per gli altri sarà comunque opportuno non alzare il gomito, oltre il limite dell'1,5 grammi per litro si rischia un anno di carcere e non esagerare con la velocità, principale causa, insieme alle distrazioni, degli incidenti mortali. Oggi è la giornata nazionale dell'albero, iniziative in tutta la regione. La regione siciliana ha pensato di donare degli alberelli di ulivo a tutte le scuole dell'isola. Marco Gullà. Una giornata speciale, se non lo sapevate, oggi è infatti la festa dell'albero e in occasione di questa giornata che si celebra ogni anno la Regione Sicilia ha consegnato oltre 5.000 alberelli di ulivo a tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado dell'isola. L'assessore regionale all'agricoltura Salvatore Barbagallo ha inoltre piantumato un albero di ulivo insieme agli alunni delle 9 classi di primaria e infanzia dell'Istituto Comprensivo Guastella Landolina di Misilmeri, in provincia di Palermo. Un momento significativo perché vogliamo valorizzare e mettere in evidenza qual è il ruolo del verde e degli alberi. Abbiamo donato a tutte le scuole siciliane un albero di ulivo, segno di pace, ha un significato molto forte e molto importante. Vogliamo che il verde cresca e venga potenziato in tutte le città e sia anche un elemento fondamentale per il territorio agroforestale che trae grande beneficio dalla presenza del verde.
Pertanto un momento significativo di festa per le scuole siciliane. A Catania l'iniziativa Alberi per il futuro, che anche quest'anno ha visto il coinvolgimento dei cittadini catanesi impegnati nella piantumazione di alberi che diventano fondamentali in questa era di cambiamento climatico. Una giornata celebrata anche in altre province siciliane con la piantumazione di ulivi e non solo. Noi facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con il calcio, il Catania che si prepara a sfidare l'Avellino. A tra poco. Bentornati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso il calcio, parliamo del big match del prossimo turno di Serie C che vedrà coinvolto il Catania che sabato sarà di scena ad Avellino. Toscano studia le alternative tattiche e se confermare la formazione d'attacco vista con il Trapani. Vi ricordiamo che la partita sarà in diretta su Telecolor. Marco Carli. Avellino-Catania partita dai tanti temi. La classifica ovviamente prima di tutto, con le due squadre che sono distaccate rispettivamente 6 e 7 punti dalla vetta. C'è ancora più di un girone da giocare ma è evidente che nessuno vuole perdere terreno. Il match, che sabato verrà trasmesso in diretta e in chiaro su Telecolor con un ampio prepartita che scatta dalle 14, vede di fronte due squadre che vogliono essere protagoniste. Lo dice la storia, ma lo dicono anche le ultime due gare. L'Avellino in vantaggio a Benevento e ripreso solo nel finale. Il Catania avanti con il Trapani e poi capaci di portare a casa il successo nonostante il ritorno degli ospiti nel secondo tempo. Può essere anche la partita dei due attaccanti principali, Inglese in gol con il Trapani su super assist di Stoppa e al Partenio potrebbero essere ancora insieme, e Patierno che invece non trova la soddisfazione personale da fine ottobre ma che in questo 2024 ha numeri importanti. E i due tecnici, Biancolino che tranne la frenata delle ultime 3 ha rilanciato le ambizioni irpine e Toscano che fra i problemi estivi e gli infortuni sta provando a trovare a Catania le stesse componenti che l'hanno portato al successo in altre piazze. In questo girone c'è più intensità, piazze più calde, si respira più aria di calcio. Forse è questa la cosa che è diversa dagli altri gironi. Nella rifinitura la decisione definitiva se riproporre il trequartista o una formazione più coperta. L'Avellino è una squadra che ama verticalizzare, ma la rete del 2-1 del Catania col Trapani è un inno a questo modo di intendere il calcio. Al Partenio sarà autentico big match. E noi con questo servizio ci fermiamo, grazie per averci seguito, il TG Sicilia termina qui, a tutti voi un buon proseguimento di serata.